Una domenica di sole in una piccola stazione familiare del Canton Vaud. Su queste piste facili, adatte anche ai bambini, nel 2017 Benoît Pitou ha vissuto una tragedia devastante. Una delle sue figlie è morta sotto i suoi occhi, investita da un altro sciatore. J'allais skier avec mes deux filles. Eravamo a sciare, le mie due figlie erano accompagnate da un maestro e da una monitrice. Ad un certo punto sono sceso per prendere lo skilift a Piattello e mentre risalivo ho visto mia figlia stesa sulla pista con la sua monitrice accanto. Sono andato a vedere e ho capito che aveva avuto un incidente grave. Cos'era successo? Uno sciatore le era piombato addosso ad altissima velocità, aveva fatto un salto e l'aveva colpita alla nuca, un urto che le è stato fatale. Quanti anni aveva? Stava per compiere 7 anni. Il padre di Nora ha accettato di parlare della sua tragedia per una ragione precisa. Ad uccidere sua figlia è stato uno sciatore che andava troppo veloce. Non posso perdonare questa persona perché oltretutto c'era uno striscione con una scritta enorme che diceva di frenare perché c'era un dosso pericoloso. Ci hanno detto che era un bravo sciatore, ma non cambia nulla. Fosse andato più piano e avesse rispettato la segnaletica, non sarebbe successo. Si va a sciare per divertirsi, per alcuni è uno svago, per altri una passione. Ma se una domenica esci di casa in 3 e ci torni in 2, non è davvero accettabile. Non è accettabile che succeda perché ad alcune persone piace il brivido della velocità. Des gens sont grisés par les sensations qu'ils peuvent retirer en allant vite. A Crans-Montana i pattugliatori iniziano la giornata ben prima dell'arrivo degli sciatori. Jonathan Bernard è responsabile di questo settore, dove le piste sono ampie e piatte come autostrade e la neve è quella dura sparata dai cannoni. Perché uno striscione proprio qui? Questa è una zona in cui si va veloce. Ci si arriva dopo 2 passaggi ripidi. Poi, subito più avanti c'è un punto delicato perché c'è l'incrocio con un'altra pista. Chi arriva in fretta viaggia a oltre 80 km all'ora o a 50, dipende dal livello delle persone, ma questo comunque è un incrocio pericoloso. Ogni anno Jonathan interviene per una quarantina di incidenti, spesso causati dalla velocità. La gente va sempre più in fretta, siamo più protetti e le persone hanno sempre meno paura, cercano sempre di più la velocità, anche perché le piste sono più larghe e piatte di una volta e questo è un fattore di rischio, senza dubbio. Alcuni sono consapevoli del pericolo che possono rappresentare, mentre altri se ne fregano. Voi che fate? Li fermiamo e facciamo della prevenzione. In rete si trovano molti filmati che mostrano la violenza delle collisioni. Dall'inizio della stagione sulle piste svizzere ci sono già state 2 collisioni fatali. E proprio per affrontare il fenomeno, la SUVA recentemente ha deciso di analizzare la velocità di migliaia di sciatori. L'app creata dall'assicurazione infortuni ha documentato quasi 400.000 discese. 3 sciatori su 4 scendono a più di 50 km/h e 1 su 5 supera i 70 km/h. Si tratta di una velocità pericolosa. Ma c'è anche chi raggiunge i 100 km/h, come in autostrada.
Per quanto riguarda l'evoluzione degli incidenti sulle piste da sci, constatiamo che l'avvento del carving ha portato altri tipi di lesioni. La parte inferiore del corpo, le ginocchia in particolare, sono le più colpite. Si fanno curve più veloci che aumentano le pressioni in queste parti del corpo. Inoltre, con questa velocità, lo spazio di frenata si riduce e le cadute hanno conseguenze più pesanti. I rischi aumentano, ma molti sciatori non sembrano preoccuparsene troppo. Scio abbastanza veloce, ma ci sono altre persone in giro, turisti, bambini, famiglie. Non posso fare quello che voglio. Resto entro limiti ragionevoli. Ti sei già scontrato con qualcuno? Sì, ho centrato in pieno una persona anziana. Ho capito subito che era una persona anziana e sono andato a scusarmi immediatamente perché avevo capito di avere torto. Per fortuna non si è fatta male e spero che non succeda più. Andrai più adagio? No, non credo. Hai un'app per la velocità? Sì, si chiama Sci Tracker. Calcola la velocità, i chilometri percorsi e il tempo impiegato. Vedi, 83,4. Ma stamattina ho raggiunto i 114. C'è chi dice che se vai ad 80-100 km l'ora sei un pirata delle piste. Non credo. È come tutto il resto, chi corre in auto sa come guidare. Noi sappiamo andare veloci sugli sci, basta saperlo fare. Se vai veloce basta saper frenare. Non avete paura degli incidenti? No. C'è qualcuno di voi che ha avuto un incidente? Uno di noi è caduto lunedì, non ha frenato per tempo ed è caduto. È così che va. Voleva fare il bullo e non ha saputo gestire la velocità. Si è fatto male? No, niente di grave. Ritroviamo Jonathan Bernard. Il pattugliatore è impegnato in un intervento d'emergenza. Uno sciatore è caduto pesantemente sulla schiena. Come sta? Le fa molto male? La caduta è stata violenta. Il figlio e la moglie dello sciatore hanno subito chiamato i soccorsi. I pattugliatori sospettano una vertebra fratturata e un'emorragia interna. La schiena contro la neve? Ok, lo facciamo insieme. 1, 2, 3. È perfetto. Gli abbiamo immobilizzato la schiena perché il dolore è proprio lì. Ora aspettiamo l'elicottero che lo porterà a Sion. È una delle poche volte che sono caduto sulla schiena. All'inizio mi è mancato il respiro. È normale quando si cade sulla schiena. L'elicottero trasporta il ferito all'ospedale di Sion. Sulle piste svizzere ogni anno si verificano quasi 60.000 incidenti e per alcuni sciatori le conseguenze sono gravi. Dominique Deleuze si è ferita sulle piste di Nonda. Una ragazza adolescente l'ha investita a grande velocità. Avevo male ad una gamba, al bacino. Avevo dolori dappertutto e faticavo a respirare. Solo più tardi ho capito che era a causa delle costole rotte, che avevano quasi perforato un polmone. Sono rimasta a terra con dei dolori terribili. Per fortuna i soccorsi sono stati rapidi. E la ragazza che l'ha investita? Io non ho visto nulla, ero a terra. Sentivo delle voci lontano, ma lei se n'è andata. Non mi ha parlato niente di niente. Non mi ha chiesto nulla. Se n'è andata e basta. Dominique ha sporto denuncia contro la ragazza fuggita dal luogo dell'incidente. I poliziotti all'inizio minimizzavano. È solo un incidente di sci. Ma quando hanno visto tutte le ferite mi hanno detto sì, va fatta la denuncia. 2 giorni dopo la responsabile dell'incidente è andata in polizia. Si è costituita? Si è scusata? C'è stata una condanna?
So che mi ha scritto una lettera, ma non l'ho letta. Quando sono tornata a casa, ho saputo che ha sempre detto che non mi aveva vista e che non era colpa sua. È stata condannata a 1 anno di prova, in cui non deve fare altre sciocchezze, altrimenti rischia 600 franchi di multa, per delle lesioni che io considero gravi, mentre il tribunale ha stabilito che si tratta di lesioni semplici. Dopo l'incidente, Dominica ha venduto tutta la sua attrezzatura. Con lo sci, di cui era appassionata, ha chiuso per sempre. Al Politecnico di Losanna si fanno ricerche approfondite sugli incidenti sciistici. Nel laboratorio del professor Pioletti si testano le schiume usate nella realizzazione dei caschi, che non sono più adatte alla situazione attuale. Questo casco me l'ha dato un neurochirurgo di Sion che ha curato diverse persone vittime di incidenti sugli sci. Quello che vediamo è abbastanza rappresentativo di quel che succede. Come vedete, qui c'è solo una piccola ammaccatura, nessun'altra deformazione. Ma la persona che ha avuto l'incidente è rimasta in coma per 10 giorni. Quindi il casco ha certamente offerto una protezione, ma questa sarebbe stata molto più grande se ci fosse stata una deformazione che assorbiva l'energia dell'impatto. I caschi in genere sono omologati per impatti a 20 km/h, ma sulle piste oggi le velocità sono altre. I caschi non sono fabbricati con materiali studiati appositamente per questo scopo. La schiuma è stata sviluppata negli anni 50 come isolamento termico. Ha delle proprietà interessanti perché è leggera, resistente, ma si deforma molto poco. Quando è sottoposta ad un impatto, dissipa pochissima energia. Quindi noi lavoriamo ad una nuova composizione dei caschi, sviluppando materiali che assorbano molto meglio gli impatti. Anche con dei caschi migliori, le cadute ad alta velocità saranno pericolose. Lo sci è purtroppo lo sport in cui si registrano sia il numero più alto di incidenti che di lesioni gravi. Sulle piste svizzere in media ci sono 6 morti l'anno. Una situazione che il padre di Nora giudica inaccettabile. Chi procura danni agli altri non è perdonabile. Gli anni passano, ma sono ancora arrabbiato. Gli bastava rispettare la segnaletica e evitare il salto e non saremmo qui così. La vita è troppo preziosa per sacrificarla in nome del rischio. Il messaggio in fondo è tutto qui e lo ripetiamo spesso. C'è sempre chi non ascolta, ma dobbiamo continuare a ripeterlo perché tragedie simili non si ripetano. Ma je pense qu'il faut continuer à le répéter pour que les drames s'arrêtent, quoi.